Pioggia battente e forti raffiche di vento si sono abbattute violentemente sul veneziano nel primo pomeriggio. Anche il campanile di San Marco è stato colpito dal nubifragio che con la sua potenza ha provocato il distacco di alcuni frammenti di mattoni. I turisti che erano in visita sono stati fatti uscire immediatamente e la zona transennata. Alla base del campanile sono visibili alcuni pezzi di mattone rosso caduti dall'alto. Le raffiche di vento hanno raggiunto i 115 km all'ora. Per circa 10 minuti sono state così violente da rovesciare i tavolini all'aperto e gli ombrelloni in piazza San Marco. Due persone, tra cui un ragazzino, sono rimaste leggermente contuse. C'è chi ha anche ripreso pezzi di scuri cadere in acqua. Cascai scuri. Momenti di paura anche al Lido di Venezia, dove il vento ha danneggiato molte strutture all'aperto, chiusa la spiaggia di San Nicoletto. Un camion che si stava imbarcando su un ferryboat si è inclinato per effetto delle folate di vento. Nella zona dei giardini è stato divelto il chiosco di un'edicola. Danni anche a Chioggia, con raffiche di vento e pioggia che si sono abbattute sul centro storico e sul mercato, oltre ai danni agli stabilimenti balneari. Sul posto il sindaco Armelao. Abbiamo avuto più di tutto problemi nel centro storico, in Corso del Popolo, dove era in corso anche il mercato settimanale, quindi diversi banchetti degli ambulanti sono stati colpiti e abbiamo avuto una caduta di un albero nel quartiere di Saloni e anche di un muretto nella zona della chiesa di San Domenico. Ho attivato il COC, il centro operativo comunale di protezione civile, e scriverò adesso anche al presidente del Veneto Luca Zaia di dichiarare lo stato di crisi anche per il nostro territorio, che ha subito comunque dei danni. Adesso dobbiamo ancora quantificare quanti. Sono appena stato qui al pronto soccorso per sincerarmi che non ci siano stati interventi dal punto di vista sanitario. Da quello che mi dicono non hanno avuto richieste di intervento per persone che sono state ferite a causa di questa perturbazione violenta che si è abbattuta sul nostro territorio comunale. Spiagge danneggiate anche a Cavallino, Eraclea e Bibbione, dove un ragazzo di 17 anni è stato colpito alla testa, alla schiena e alla gamba destra da una tavola da surf volatagli addosso. È stato soccorso dal bagnino e ora è in ospedale a Portogruaro per accertamenti. La strada iesolana è rimasta bloccata per la caduta di un albero in mezzo alla carreggiata. Colpita la spiaggia di Orobiccia, Jesolo, dove sono andati distrutti una cinquantina di ombrelloni. Allagamenti e sradicamenti di alberi segnalati a Mestre, San Donà di Piave e il Miranese. A Bevazzana di San Michele al Tagliamento un tir è stato rovesciato dal vento e ha schiacciato una pensilina. Colpite anche alcune imbarcazioni del polo nautico a Punta San Giuliano, ma non ci sono stati danni alla struttura.